Amici bellini, dai, dobbiamo parlare di mercato perché la situazione è abbastanza... non abbiamo giocatori da mettere dentro, però visto che si parla di Mainoo, visto che Atta forse lo possiamo togliere da mezzo perché si è infortunato anche lui, è l'anno dei flessori che si lesionano eccetera eccetera, ho studiato un pochino questa storia del costo allargato del lavoro, costo del lavoro allargato, il blocco del mercato, ho fatto un po' di ricerca, cominciamo. E spero di semplificare senza banalizzare e di fare un po' di chiarezza, perché io per qualche giorno ho sentito un po' di voci, non mi era chiaro, ho studiato proprio per cercare di capire io per primo. Do il benvenuto a Pasquale Di Franco, a tutti quelli che si sono iscritti, grazie sempre mille, mi state mandando tutto il vostro YouTube Wrapped di tutto l'anno, gente che si è visto 400 video in un anno, siete veramente i miei eroi. Ci spostiamo, prima di tutto qua, ritorniamo alla situazione delle liste, proprio per chiarire, per capire, il Napoli prima di tutto può mettere giocatori in lista, questa è la prima cosa. Se sono under 22 non c'è problema e infatti dobbiamo guardare a quei giocatori là, perché già col rientro di Lukaku, che in questo momento è fuori lista, devi toglierne uno, non c'è altra soluzione. De Bruyne che è più grave del previsto, per esempio, lo devi togliere, mi sento male solo a dirlo. Oppure devi andare a togliere un Mazzocchi, oppure devi trovare una sostituzione per Lucca, oppure non lo so, perché ci servono tutti quelli che ci stanno. Juan Jesus si sta tornando molto utile, quindi dobbiamo ragionare su questo, e questa è la prima cosa. Højlund non c'è problema perché è under, quindi ci siamo rinfrescati la memoria sotto questo punto di vista, ma non basta. Ma prima spegniamo questo qua e aggiungiamo altri screenshot, partendo da questo, che è una notizia raccolta 3 giorni fa. Il bilancio del Napoli al 30 giugno 2020, ricavi 290, costi 315, quindi da qua si arriva al bilancio in rosso. Ma questo potrebbe anche non essere un problema se non fosse che il Napoli, per leggi che ci stanno nel calcio, e la legge sta anche cambiando, ma questo riguarderà il 2026 a partire dalla prossima stagione, voglio fare chiarezza su questo. Il Napoli deve avere un rapporto tra quello che incassa, tra quello che fattura e quello che ti costa la squadra dell'80%, lo 0,8, prima era dello 0,9, si arriverà l'anno prossimo allo 0,7, quindi se incassi 100, per capire, devi spendere 70 per il costo della rosa. Partiamo da qui. Approfondimenti ci facciamo aiutare da Calcio e Finanza, anche se ogni tanto, e lo ripeto sempre perché quando si fanno dei ragionamenti su delle notizie che ci danno, le notizie devono essere precise, se no i ragionamenti cadono. Ogni tanto loro qualche typo, qualche errore di battitura lo fanno, e quando si parla di numeri ti scompagina tutto. Comunque il Napoli chiude il bilancio, bla bla bla, e sappiamo quindi di questo rosso di 21 milioni. Quello che è da sottolineare è che abbiamo guadagnato 2,90 e abbiamo speso 328. Questo è successo nell'anno dello scudetto. Lo scudetto ovviamente è una bellissima cosa, ma in quell'anno non avevamo la Champions e sappiamo che il Napoli non ha lo stadio di proprietà, non ha grandi ricavi che entrano da altre cose, per esempio un museo, per esempio altro merchandising allargato eccetera eccetera, o sponsorizzazioni, per esempio una Nike che ti paga per fare le magliette. Insomma, questo è per quando il Napoli non è nelle coppe, si trova già in una situazione pericolosissima, perché il costo della squadra comunque quello o aumenta e sta aumentando, e quindi già là dobbiamo stare molto attenti. perché ci danno un chip, ma un chip, noi vogliamo un chop, un chip e un chap. Ovviamente il Napoli non va sottosopra grazie alle cessioni, e quindi la cessione di Kvara bisognerebbe dire grazie Kvara, perché alla fine 80 milioni plus valenza di 77,8 ci danno una grossa mano. Ci aggiungiamo la plusvalenza di Caprile, perché il Napoli vende Caprile, e anche per questo, perché da qualche parte devi prendere Nathan, Gaetano e Ostigard. Questo ci ha dato una mano, e io mi ero conservato questa schermata dove si parlava dei costi totali. Guardate in fondo, 194, questo era l'altro anno, parliamo dei costi della rosa, poi la squadra
cioè avere una squadra di calcio ha anche altri costi, ma questo è quanto ti costa avere la rosa, 194 e dispari. Quest'anno siamo arrivati a 217 e dispari, a cui bisogna aggiungere altri costi, e cioè quelli del finale del mercato, e cioè l'acquisto di Elmas e di Højlund. Specialmente Højlund è importante perché il Messaggero, che aveva lanciato la bomba sul blocco del mercato del Napoli a gennaio, include Højlund in questa cosa, però quello riguarda l'anno prossimo, perché il Napoli l'obbligo di riscatto o il diritto di riscatto, a me non è chiaro, comunque facciamo conto che è obbligo, lo dovrà completare l'anno prossimo. Ad oggi, per questa stagione, Højlund ti costa totale 15 milioni e 250 mila euro, che è il costo del prestito di 6 milioni, più ci aggiungi lo stipendio lordo, ci aggiungi il costo di Elmas, il costo totale tra ammortamenti, che ricordiamo il Napoli li fa pesanti il primo anno, e questa è sempre stata una cosa positiva quando ti tieni i giocatori per molti anni, però ad oggi avere questi ammortamenti pesanti il primo anno ti rende la rosa pesante a livello proprio economico, e quindi 240 è quello che noi spendiamo. Per farvi un esempio, che quando l'ho visto mi è sembrato clamoroso, questi sono i costi dell'Inter, 183. Cioè il Napoli, Calcio e Finanza lo dice, spero che sia vero, o mi augurerei che non fosse vero, non lo so. Il Napoli ha la rosa, il costo della rosa più alto in Italia. L'Inter spende 183. Poi l'Inter potrà avere i debiti con le banche, ma quello è un altro paio di maniche, tu te li gestisci quelli là. L'importante, quello che serve per poi avere lo sblocco del mercato, la libertà di agire sul mercato, è quanto guadagni rispetto a quanto spendi. Quindi, visto che l'Inter avrà un fatturato pazzesco, che il Napoli non si avvicina proprio perché quadra internazionale, che sta sempre nelle coppe, eccetera eccetera eccetera, in questo caso con queste spese annuali loro non hanno problemi, e se vogliono andare sul mercato possono. Noi invece, insieme a altre 4-5 squadre, stiamo in bilico. Vedete, si parla di Atalanta, Torino, Genoa e Fiorentina, oltre alla Lazio, e questo parametro passa dall'80 al 70, ma diventerà operativo solamente da giugno 2026. Quindi questo parliamo, cioè bisogna rientrare nel 70% per fare mercato l'anno prossimo. Poi però c'è quest'altro dettaglio: cosa rischiano le squadre che non si adegueranno, non riusciranno a farlo in tempo? Le nuove normative approvate dal Consiglio federale per il 2026 entrano di fatto in vigore da inizio del nuovo anno, come obbligo da parte di tutte le federazioni nel rispetto dei nuovi parametri UEFA. Anche la FIGC si è dovuta adeguare alle direttive che scatteranno dal 1 gennaio. Il rischio concreto è che alcuni club possano ricevere il blocco del mercato invernale, come è successo alla Lazio la scorsa estate, con la Federcalcio che potrà anche comminare pesanti sanzioni economiche ai club. Quindi non solo il blocco del mercato, ma anche qualche multa. Questo poi era l'articolo riportato dal Napolista del Messaggero, le spese folli dopo lo scudetto, insomma si parla di Højlund, e qua loro dicono 6 per il prestito e 44 per l'obbligo sono un problema molto più serio per il bilancio e il futuro partenopeo. Ci aggiungiamo che Gravina, per cercare di dare una mano alle squadre italiane, è riuscito in qualche modo a togliere gli under 23 da questo calcolo, però solo gli under 23 italiani. Ecco perché ti devi comprare palestra, ecco perché adesso noi ecco perché probabilmente dobbiamo guardare Miretti, ecco perché altri giocatori che adesso stanno uscendo, si sta parlando di Fortini della Fiorentina, perché il Napoli, se non ti crescono dal tuo vivaio, devi andarti a prendere i giovani italiani, i Vergara, e ti devi tenere gli Zanoli, perché quelli là non li metti a bilancio, e quindi è come se diminuissi il costo della rosa non calcolando questi qua. Le soluzioni, in conclusione, i rischi: 6-7 squadre per ragioni molto diverse. Da una parte la riduzione dei ricavi, non essendo stati in Champions, quindi quest'anno bisogna andare più a lungo, più in là possibile. Rendetevi conto, non è uno sfizio solamente sportivo, è proprio un'esigenza. Entro la metà dicembre si saprà il responso definitivo, cioè chi ha i parametri fuori misura riceverà il cosiddetto blocco soft, cioè quello che permette comunque di fare delle operazioni ma chiudendo la sessione a saldo zero. Ecco perché non solo per una questione di liste, ma anche per una questione di, se devo fare un'operazione, anche un'operazione in prestito, come abbiamo visto quella di Højlund, ha dei costi, e se tu non li puoi fare non li puoi fare. Quindi dobbiamo vendere, voglio.
Rendiamoci conto che dobbiamo assolutamente vendere per poter... questo discorso è un discorso atavico che abbiamo sempre accettato così. Poi abbiamo sentito tutta una serie di estati che tenevamo i sigari, che potevamo spendere, espandere senza problemi. Invece no, bisogna vendere anche in maniera buona per poter poi rimpinguare. Quindi devi togliere la coperta corta, devi togliere da una parte per poter aggiungere dei giocatori dove ti servono, immagino ovviamente al centrocampo, perché lì è dove stiamo più in emergenza. Qui portano più o meno a rischio Sassuolo, Genoa, Pisa, Torino, Roma e Fiorentina. Diverse società come la Roma, ma non solo lei, dovrebbero essere rientrate grazie all'impegno diretto delle proprietà, e cioè il patron, per esempio nel caso degli americani, nel caso della Roma aggiungono soldi da parte loro e quindi bilanciano quello che è. Non lo so tecnicamente come si fanno sponsorizzazioni, si fanno aumenti di capitale, questo è roba che per esempio la Juventus è espertissima di queste cose qua. Noi non l'abbiamo mai fatto. De Laurentiis non ha mai dovuto mettere dei soldi di tasca sua dal patrimonio De Laurentiis, della famiglia, per aggiustare, per bilanciare. Abbiamo sempre fatto benissimo con i ricavi delle nostre partecipazioni nelle coppe e la cessione dei giocatori che poi andavano a bilanciare il mercato in entrata che fai. Quindi attenzione, è molto delicata la situazione. Ecco perché voi potete lasciare anche un like se magari vi ho tolto qualche dubbio, se ve ne ho messi altri mi dispiace, insomma possiamo confrontarci nei commenti se avete seguito questa storia un po' più da vicino e si va più nel tecnico, nel tecnicismo economico finanziario. Però la situazione mi sembra abbastanza chiara, anche se il cambio di regola dallo 0,8 allo 0,7 entra in atto solamente a giugno. Noi già con lo 0,8 non siamo in questo momento in regola, siamo praticamente in difetto, e qui se vogliamo prendere Mainù, se vogliamo prendere Fortini, se vogliamo prendere altri giocatori per rimpinguare un pochino la squadra e arrivare non nudi alla meta, dobbiamo o inserire nuovi liquidi oppure vendere dei giocatori, visto che non abbiamo posto in lista la cessione di giocatori. Spero non cessioni dolorose come è stato l'anno scorso, perché non ce la farei proprio. È tutta gente che mi sembra che stia bene a Napoli, a differenza dell'anno scorso dove Kvara aveva già probabilmente intenzione di andarsene, e qua la situazione è diversa. Mi sembra di parlare di quelle cose, dice Swok, io stavo benissimo a Napoli, mi hanno dovuto cedere perché avevano bisogno di soldi. Sembra che siamo ritornati a quella situazione là. Quindi da oggi, quando poi si parlerà dei nomi, perché parleremo di mercato, siamo a dicembre, quindi tra un paio di settimane le voci si faranno più insistenti. Io spero che il Napoli sia già pronto con le idee, è pronto a fare delle operazioni, ma come abbiamo capito non è facile. E quando escono dei nomi dobbiamo ragionare sicuramente sullo svecchiare la rosa, ma anche non solo per scelta ma per necessità, e magari tenere un po' più d'occhio i nomi italiani. Antonio Conte non parlerà, ma come mai? Antonio Conte non parla in conferenza, strano. Domani faremo tutte le cose nostre, senza dubbio. Abbiamo letto che Spalletti non viene in ritiro, viene direttamente non vuole dormire a Napoli, forse ha paura dei fuochi d'artificio, non lo so. E insomma Mainù Romano insiste, poi si dice ci sono anche altri due nomi, però non li fa, solo 171 minuti, il ragazzo è giovane, è forte, viene dal Manchester, non ci sono proprio dubbi da parte mia. Abbiamo fatto un approfondimento tecnico che potete trovare, il titolo era Ora o Mainù, forse ve lo metto là nell'angolo. Atta si è struppiata, la mia riflessione è sempre quella, giocatori sempre più grossi, che vanno sempre più veloce, che devono fare dei cambi di movimento su dei muscoli che non è umano fare tutto questo per troppe partite, anche gente che non ha le coppe, comunque è troppo. Alcuni sarà sfortuna, alcuni sarà sovraccarico, ma io credo che gli infortuni stanno aumentando a vista d'occhio per tutti. E domani parleremo anche Rafa Marini invece convince, Lindstrom invece non ha convinto, ha fatto un minuto tipo, quindi Lindstrom ci ritorna e dobbiamo vedere come piazzarlo. E vedi, quando esce il nome di Fortini e leggo che il Napoli aveva offerto 10 milioni, capisco un po' di cose, me le spiego, non cado dal pero. E quindi se il Napoli deve andare tra un Fortini e un Janlu, per esempio, poi caratteristiche diverse, una a sinistra, una a destra, si deve preferire quello italiano, capiamoci. Ha parlato Lang, ho visto il video di Andrea Marinozzi dove dice che Lang è uno dei migliori nel recupero quando si perde palla.
bravo ragazzo, così Conte ti farà giocare, bravissimo. Poi dobbiamo guardare qua, Italia Under 21, Camarda, Pio Esposito, lo sappiamo, non si muovono, Ambrosino è già nostro, Pazzini, Pupillo, di cui si è parlato spesso, altri li conosco pochissimo, quindi non mi viene proprio da parlarne. Casadei, ricordate Migasa Day, perché mi gasava. Pisilli, faccio il nome di Pisilli, mi pare di averlo già fatto il nome di Pisilli dalla Roma. Con le Oscio si è parlato di Fabian, non a caso. Marco Palestra, che ve lo dico a fare. Mi piaceva anche Prati, poi tra l'altro Prati mi viene da parlare di Felici, anche lui, sì, proprio stagione finita praticamente, e quel fallo di mano io dissi che stava facendo finta, evidentemente non stava facendo finta, credo che abbia tirato anche il rigore col crociato lesionato, bocca al lupo. Venturino, interessante, lo stesso Fortini, vedete, Idrissi pure sta facendo un buon campionato, Caiode, devi riflettere su questi qua, bisogna trovarlo un sostituto di Di Lorenzo ad un certo punto. Bartesaghi, vedete, è diventato titolare, meglio di Estupignano, il discorso Comuzzo, poi Comuzzo magari ti chiedono 40 milioni, non li vale, ma il prezzo lo fa il valore intrinseco del calciatore. I calciatori italiani aumentano di valore in Italia. Ghilardi, la Roma se l'è preso, Marianucci, il Napoli se l'è preso, quindi qua questo è. Usciranno vari nomi, voi lascerete altri like, usciranno varie soluzioni e quando usciranno noi diremo aspetta, qua è una questione di liste, non lo so se è possibile, perché si parla ancora, il Napoli vuole Lorenzo Pellegrini, a Rotomiet, come te lo chi togli? Devi togliere qualcuno per farlo entrare, e già ne dobbiamo togliere uno, quindi dobbiamo ragionare bene e ci saranno nuovi approfondimenti sicuramente per questo argomento, perché bisogna capire se al di là della volontà, se c'è la possibilità. Io una soluzione ce l'ho, mi stavo dimenticando di farvela vedere, è questa. Cioè il Napoli dovrà trovare sponsor da mettere la maglia, diventiamo una squadra brasiliana sudamericana con tutti gli sponsor sulla maglia, nel senso che molti pure nel gruppo Telegram, ma di che ti preoccupi? Nel 2026 arriva Jeff Bezos, non lo so, cioè Netflix si sta comprando la Champions League, si sta comprando la Warner Bros, parliamo di miliardi e miliardi di dollari, bilioni che non possiamo nemmeno quantificare. Noi qua ci servono un centinaio di milioni per non affogare, quindi dobbiamo capire un pochino qual è la differenza di soldi, dell'ammasso di soldi che si muovono per certe operazioni. Se Netflix può spendere 30 bilioni per esempio, perché non si può comprare il Napoli, dite voi? Perché non se ne frega, non hanno interesse. Così Bezos all'epoca insomma, magari avrà l'interesse, oppure mettiamo un mezzon sulla maglia Amazon e le mettiamo più volte e quindi non se la comprano, però ci danno una mano con le sponsorizzazioni. Questa è la cosa. Poi lo sponsor che è AZ pure buono, pure possiamo a Coca-Cola sulla maglia, è l'unica soluzione. Oppure dobbiamo, sempre con like che voi lasciate, dobbiamo andare sempre in Champions League, quindi uscire dalle coppe per concentrarsi sul campionato non va bene. Non fare il centro sportivo che non hai gente che ti cresce dal vivaio non va bene. Quindi dobbiamo metterci a passo, ragazzi, perché ci stiamo divertendo, ci stiamo godendo il percorso, ma rischiamo, il calcio sta andando in una direzione, noi stiamo andando nell'altra. Quindi dobbiamo aumentare il fatturato in qualche modo. Basta, da New York Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, spero di non avervi annoiato e grazie per l'attenzione e per l'ascolto.